Proseguono appunto i festeggiamenti dei nostri 10 anni appunto, del progetto di Insieme per la Terra con appunto, un evento dedicato al Po appunto, e ai suoi territori. Ci sono artisti del presente appunto, e artisti del passato che insieme appunto, permettono di dare una visuale molto interessante e molto colorata, diciamo così, grazie appunto, a opere eccezionali. Questo evento appunto, si inserisce appunto, all'interno della saga di Governolo l'evento appunto, verrà realizzato nella giornata di oggi, appunto, di sabato, appunto, di domenica, sempre un evento notturno, quindi dalle 19:30 alle 23, così da poter essere condiviso appunto, da tutti. Per il nostro territorio questo angolo di cultura e di arte è molto importante. Non nascondo che già da qualche anno, sempre nell'ambito della Sagra di Sant'Agostino, noi avevamo fatto altre mostre di quadri e oggi diamo una struttura, insomma, e anche una consistenza e una sostanza completamente diversa grazie appunto alla passione di Nicola. Quindi insomma questo qui è un aspetto per noi importante e confidiamo ovviamente insomma, che si continui in questa direzione. Il territorio aveva bisogno di questa ventata di cultura che si manifesta attraverso tante diciamo così, aspetti. L'arte visiva è una, ma non c'è solo quella e quindi noi come amministrazione cercheremo insomma, di essere sempre vicine alle persone che con entusiasmo e con amore portano avanti la bandiera della cultura. Si è parlato del Po. Il Po ha coinvolto sempre tutti perché il Po sale dal Monviso per arrivare al mare e quindi l'abbiamo vissuto tutti, specialmente noi con i capelli bianchi. Sappiamo cosa vuol dire essere il Po. Questi ragazzi si danno da fare per portare in un paese sordo, nel senso dell'arte prima, per portare e innovarsi attraverso l'arte che è portatrice sempre e in ogni modo di benessere, di gusto, di buonsenso e d'amore soprattutto perché l'arte è amore, pur tenendo conto di certi canoni, c'è la libertà di esprimersi, non ci sono trucchi, non sono quadri mistificati, quadri per dover piacere, piacciono perché sono sinceri.